sa brigata tattaresa, boevo, e con sa manusinna, sa mezzo gioventude de Sardigna, se musistiga de tutta antica gente, cassi nimico frimai a sudoro, boevo, e nostra poesi signa, froso onore d'Italia e de Sardigna. Nasa trincea, finasa sa Croazia, sosta Tarino, san iscritus storia, boevo, seguimus con Solmina, onorende cuterenzia tattarina, uius sudoro, esanimu che lizzu, russos colores adorna si stendarde, boevo, e fortes che in uraghe, as attenta pro mantenere sa paghe. Sa fide nostra non la paga dinari. Aio, demonios, avanti forza varis. Grazie all'insieme vocale Nova Euforia e alla corale studentesca Città di Sassari per aver eseguito Demonios, inno della Brigata Sassari composto nel 1994 dal capitano Luciano Secchi. E benvenuti alla prima tappa della sesta edizione del Festival delle Bellezze. La manifestazione organizzata dall'insieme vocale Nova Eufonia con la direzione artistica del maestro Vincenzo Cosso qui accanto a me. Rosso il cuore, l'animo come il giglio, questi colori adornano il nostro stendardo e forti come i nuraghi, allerta per mantenere la pace. Abbiamo scelto questa frase di questo brano proprio perché i valori che vogliamo sottolineare questa sera sono gli stessi che ricorda appunto Demonios, ovvero il mantenimento della pace. E Demonios è un brano che, pur avendo soltanto una trentina d'anni, abbiamo ricordato è stato scritto nel 94, è un brano che comunque richiama i valori del nostro popolo, un popolo antico, un popolo orgoglioso e sicuramente un popolo legato a una forte spiritualità. E proprio per questo abbiamo scelto anche questo luogo, Monte d'Accodi, l'altare prenuragico, che indica appunto, probabilmente era un luogo dove le comunità prenuragiche si riunivano per dei riti per la fertilità. E tra l'altro è un luogo dove si riproponeva il culto orientaleggiante dell'unione tra il cielo e la terra. E questa sera, sicuramente la sera del solstizio d'estate, è il momento in cui la terra e il cielo sono veramente vicini. Abbiamo questa impressione del sole che quasi si affaccia sulla nostra terra, e in più è il momento in cui l'asse terrestre si avvicina di più al sole. Ma per parlarvi più approfonditamente di questo luogo chiamerei qui accanto a me la dottoressa Domenica Lissia, archeologa nonché referente per il comune di Sassari di questo fantastico e magico luogo. Buonasera a tutti, intanto vi ringrazio e vi dirò, vi aspetto per una visita guidata molto più approfondita. Io in questo momento naturalmente dovrò essere brevissima per non rubare spazio alla manifestazione.
Vi darò alcune notizie su Monte d'Accoddi per chi già non c'è stato, però ripeto, noi gestiamo l'area durante tutta la settimana per lunghe ore della giornata, e quindi direi che per goderlo pienamente anche in un'ora fresca vi aspetto davvero tutti molto volentieri. Monte d'Accoddi è, come dire, ve lo dico da archeologa, un mostro sacro dell'archeologia. Si sono azzuffati archeologi per anni per stabilire datazione, funzione. Io qua vi posso solo dire che è un monumento senz'altro unico in Sardegna, ma in tutto il Mediterraneo. È un esempio architettonico unico che rappresenta unicamente nella sua unicità il megalitismo in Sardegna. Che sia un monumento megalitico lo vedete coi vostri occhi, hanno utilizzato massi di grandissime dimensioni, hanno collocato menhir, hanno collocato lastre sacrificali. Allora la pregnanza di questo luogo l'avrete sicuramente nella serata piacevolissima di musica, ma vi assicuro che percettivamente Monte d'Accoddi è davvero un luogo unico, come tutti i luoghi megalitici, se ci siete stati, gli allineamenti di menhir, ma le stesse Domus Dei Janas, che fanno parte appunto di questa, chiamiamola, corrente culturale che ha investito la Sardegna fra il IV e il III millennio a.C. Vi assicuro, il silenzio oltre alla musica in un'area megalitica è davvero prezioso. Sentiamo percettivamente qual è stato l'impegno di intere comunità, come diceva la presentatrice poc'anzi, che hanno veramente riunito le forze per costruire un monumento che è soprattutto un luogo alto. Dimenticatevi le definizioni ziggurat, qualsiasi altra cosa che vi può allontanare dalla Sardegna. Lo scopo si è raggiunto: costruire un luogo alto nella seconda fase circa 10 metri, siamo attorno al 2009 a.C., luogo sulla cui sommità si svolgevano i riti appunto praticati dai soli addetti ai lavori. Immaginate sulla sommità del monumento, che sappiate in parte è stato ricostruito per circa metà a seguito degli scavi che negli anni 80-90 hanno permesso la scoperta di un altare precedente più piccolo, detto Tempio Rosso. Quindi immaginate una sorta di matriosca, all'interno un altare di questa stessa forma di minori dimensioni, completamente dipinto con l'ocra rossa. Colore rosso che è un colore simbolico nella preistoria che ricorda il sangue della vita. Riti fondamentalmente nati da popolazioni di agricoltori che già dalla fine del Neolitico, parliamo circa del 4000 a.C., iniziano a insediarsi diffusamente in questa bella nostra pianura che si chiama Nurra. Non conosciamo la densità degli insediamenti perché, ahimè, erano talmente fragili che spesso sono andati perduti, ma sappiamo quante Domus Dei Janas ci circondano e altrettanti villaggi corrispondono a tutte le numerose Domus Dei Janas che sono presenti in questo territorio. Queste popolazioni man mano hanno eletto questo luogo a un luogo sacro, prima con un'area megalitica e poi con un primo altare, il Tempio Rosso, circa nel 3005 a.C., e in un secondo momento col tempio a gradoni, che è quello che avete di fronte, che rappresenta proprio l'età del rame. Siamo in un'epoca in cui dovete immaginare che Monte d'Accoddi è un riferimento religioso per tutta la Sardegna prenuragica. Lo sappiamo grazie agli scavi iniziati da Ercole Contu nel 52, che hanno rivelato la presenza tutto intorno, anche sotto i vostri piedi, di un villaggio che doveva accogliere i pellegrini che molto numerosi portavano offerte in quest'area. Questa è l'importanza di Monte d'Accoddi, quindi un luogo di culto di valenza sovralocale, un luogo che noi possiamo vantare veramente perché è frequentato da tantissimi visitatori e, devo dire, sempre al centro dell'interesse scientifico degli archeologi, che ancora avranno tanto da scrivere e da dire. Per ora io chiudo perché ho rubato fin troppo spazio, però mi sembrava doveroso almeno dire dove siete. Grazie a tutti per l'attenzione e per la pazienza. Grazie dottoressa Domenica Lissia. Appunto lo scopo del Festival delle Bellezze fin dalla sua
dal suo inizio, che ha appunto ideato Vincenzo Cosso nel 2018, è proprio quello di dare voce ai nostri monumenti paesaggistici, archeologici della provincia di Sassari, dare voce attraverso la musica di esponenti della nostra cultura sarda. E Monte d'Accoddi questa sera avrà proprio la voce delle due corali del maestro Vincenzo Cossu, l'insieme vocale Nova Eufonia e la corale studentesca Città di Sassari, che vi andrei a presentare brevemente prima di lasciar loro spazio. L'insieme vocale Nova Eufonia nasce nel 2010 come primo e unico gruppo della Sardegna specializzato in musica da cinema, sempre molto attivo e orientato alle collaborazioni con onlus ed enti benefici. Dal punto di vista anagrafico è un gruppo eterogeneo, l'età dei coristi va dai 17 ai 70 anni, proprio per stabilire un ponte virtuoso fra le generazioni. La particolarità della corale studentesca Città di Sassari invece è quella di essere il primo e unico coro interscolastico delle scuole superiori della Sardegna ed è al suo 9º anno di attività. La corale è impegnata in numerose iniziative legate alla tutela della lingua e della cultura sarda, alla lotta contro ogni tipo di violenza e alla difesa della legalità. Entrambi i cori, fondati e diretti dal maestro Cossu, hanno partecipato a numerose festival nazionali e internazionali, ottenendo importanti riconoscimenti. Propongono un repertorio variegato che spazia dalla musica internazionale a quella della tradizione sarda. In questo modo si crea veramente un binario su cui viaggia il treno della fantasia. Come disse Malcolm X, non si può separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace senza avere libertà. E il primo brano che eseguirà il coro, infatti, è Amazing Grace, è un tradizionale spiritual. Il brano è stato composto da John Newton, un ex mercante di schiavi convertito. Una volta ero perso, dice il brano, ma ora mi sono ritrovato. Ero cieco, ma ora vedo. Proseguiranno poi con Alleluia di Leonard Cohen, con John Williams is the Man di John Williams, con Nanne Dumeu, un brano della tradizione sarda, e poi con Nakino Neves Dor di Bob Dylan. E stasera sono accompagnati dagli strumentisti Gabriele Griva alla chitarra, Gabriele Serra alle percussioni, Alessandra Daidone al basso elettrico e Valentino Cubeddu al pianoforte. Dirige i cori il maestro Vincenzo Cossu. Grazie a tutti per essere qui con noi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost. Blind, but now I see.
to prove. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight of her fruit. But she tied you to the kitchen chair. She broke your front and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
walking carpet, walking, walking. Kiss your brother, kiss your brother, Princess Leia. Kiss your brother, kiss your brother, kiss your brother, kiss your brother, kiss your brother. Who's your daddy? 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 You, I'm your father. It is useless to resist. Come with me, my son, with you. Set your feet in stone. So you have no resistance. Obi-Wan was wise to hide. If you will not and the sin, give in to your aid. You are mine. Far, far away. Long, long, long time ago. Far, far, far away. Kiss a walkie. Kiss a walkie. Keep the drum. Till the princess. Till the princess. This is space. This is monsters. It's Star Wars. We love it. It's true. Love it. It's true. So let's go. Save the light. Join the dark side. The force be with you. John Williams is the man. Nonne du meu, nonne du meu, nonne du meu, su mundu e gai. Assicutera, 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 non torna mai. Semos in tempo de tirania, infamitare e carestia. Como sos populos, cascan e cane, griden de fatte che rimos pane. Nonne tu meu, nonne tu meu, nonne tu meu, su mondo e gai. Assicutera, 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 non torna mai. Faminos noi, semus papande, pane castanza, terra culante, terra cafangu, torra su povero, senza alimento, senza ricovero. Nonne tu meu, nonne tu meu, nonne tu meu, su mondo e gai. Assicutera, 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 non torna mai. Semus ididos, sin sasfundonas, pretende sapparimos donas, veus su famene, chi forte zona, sagliana tatu e non perdona. Nonne tu meu, nonne tu meu, nonne tu meu, su mondo e gai. Assicutera, 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 non torna mai. E gaghi tontu, paghimus guerra, propagati e devi de terra, da e sinistra, oltre a destra, e sempre vide su una minestra. Nonne tu meu, nonne tu meu, nonne tu meu, su mondo e gai. Assicutera, 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 non torna mai. Adesso panni, teneri conto, paghi su sordo, vette conto, che tanto lide su mondo e gai, assicutera non torna mai. Nonne tu meu, nonne tu meu, su mondo e gai. Assicutera, 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 non torna mai.
Mama, take the dispatch from me, but I can't hear her say anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Now knocking on heaven's door. Now knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground, but I can't shoot that anymore. Black cloud is coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Oh yeah. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's Grazie ancora all'insieme vocale Nuova Euforia e alla corale studentesca Città di Sassari, che lasciamo un attimino riposare, riprendere fiato. Grazie ragazzi. Tanto torneranno subito in scena, però ne voglio approfittare adesso per chiamare qui accanto a me l'assessora alla cultura del comune di Sassari, Laura Useri. Eccola qua. Grazie ancora all'insieme vocale Nuova Euforia e alla corale studentesca Città di Sassari, che lasciamo un attimino riposare, riprendere fiato. Grazie ragazzi. Tanto torneranno subito in scena, però ne voglio approfittare adesso per chiamare qui accanto a me l'assessora alla cultura del comune di Sassari, Laura Useri. Eccola qua. Attenzione a non cadere, quello è solo una mia prerogativa.
Grazie Laura, grazie per essere qui, grazie al Comune di Sassari per patrocinare questo evento. Un luogo questo magico, cosa fa il nostro Comune per valorizzarlo e preservarlo? Allora, innanzitutto il Comune che in questo momento rappresento dà il benvenuto a tutti i presenti in questo, in questo luogo magico, perché comunque non capita spesso di poter assistere a della musica che comunque accompagna una coreografia del genere. Abbiamo il monumento, abbiamo il tramonto, abbiamo i canti di questi giovani artisti che comunque ci allietano e ci accompagnano in questo festival. Come abbiamo detto il giorno della conferenza stampa, tutti gli eventi che caratterizzano il Festival delle Bellezze sono eventi a impatto zero, sono nel massimo rispetto dell'ambiente, quindi vedere le persone qua di fronte a noi che sono serenamente sedute su una stuoia, su una panchina in totale libertà e piacere, insomma è una gioia. Il Comune di Sassari che cosa fa? Sostiene questo monumento che fa parte della rete Tamus. Abbiamo dei giovani che guidano durante la settimana nelle visite guidate per conoscere questo monumento. È chiaro che ha delle criticità, perché comunque anche questa serata finirà una volta che cala il sole, perché comunque è un monumento che va rispettato, non lo puoi stravolgere più di tanto. La sua bellezza è questa, e il suo silenzio accompagnato dalla musica. Non si possono fare cose che stravolgono la sua natura, ed è questo proprio lo spirito che io ho apprezzato nel maestro Cossu, anche nel seguirlo nelle altre tappe, no, del precedente festival, proprio perché sono sempre spettacoli che si sposano, che si avvicinano all'ambiente in maniera delicata, non lo devono stravolgere, e questo è ciò che il Comune di Sassari vuole sostenere: bella musica, bella realtà, un bel tramonto, un magnifico monumento, però senza stravolgere quella che è la sua naturale connotazione. Grazie mille, grazie per essere stata con noi, grazie per seguirci, perché veramente la dottoressa Auseri la vediamo in tantissime tappe, io sono la sua stalker preferita. Grazie mille. Allora, i ragazzi dovevano fare solo una piccola pausa, quindi li invito nuovamente qui a fianco a me, perché adesso vi proporranno altri brani che sono, mentre loro si avvicinano, sono Happy di Pharrell Williams. Poi abbiamo il Deus di Salvet Maria, un altro brano tradizionale sardo, e Banana Boat Song, un canto tradizionale giamaicano. Poi ancora Vendetta, ugualmente un brano della nostra tradizione di Nanni Brundu. E poi abbiamo This Is Me di Benjin Pasek e Justin Paul. Ecco il maestro Cossu. E ancora a voi l'insieme vocale Nuova Eufonia, la corale studentesca Città di Sassari. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Come on. I tell balloons I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm not alone. If you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Not alone. If you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. You know that happiness is the truth. Because I'm happy. Not alone. If you feel like that's what you want to do. It come bad news, talking this and that. Yeah, give me all you got, don't hold back. But I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. If you feel like a room without a roof. Because I'm happy. If you feel like happiness
you feel like that's what you wanna do. 'Cause I'm happy. Feel like a room without a roof. 'Cause I'm happy. If you feel like happiness is the truth. 'Cause I'm happy. If you know that happiness is the truth. Hey, hey, hey. Clap along if you feel that's what you wanna do.
Deus te salve Maria, que ses de gracia plena, de gracia senza pena, Su Deus onipotente, cum tecus existado, proquita benedetta e laudata, supra dotu gloriosa, mamma figlia e sposa, Fatemi spendere pochi secondi, 2 parole su questo brano. Il nostro Dio ti salve Maria nel corso di questi ultimi 3 anni è diventato, almeno sul web, il più ascoltato e anche il più visto soprattutto al mondo, grazie a un video che abbiamo inserito nel nostro canale YouTube. E lì siamo riusciti a fare quello che penso spesso, se non sempre, dovrebbe fare la musica. Perché vedete, quel video non è soltanto il più visto del Deus di questi ultimi anni e ne siamo contenti, poi ci sono tanti fattori che hanno, come dire, garantito questa visibilità, ma quello che conta è che anche il video con le immagini di un nuraghe, il nuraghe Santo Antina in questo caso, più visto al mondo su YouTube, ormai di un singolo nuraghe, e ne siamo profondamente orgogliosi perché l'abbiamo realizzato nell'ambito del nostro Festival delle Bellezze, quindi siamo molto molto contenti di questo. Quindi è vero che la musica può rendersi serva utilissima della bellezza del nostro territorio e ne abbiamo avuto la prova. Quindi, e bravi naturalmente ragazzi. Come Mr. Tallyman, tally me banana.
With 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. With 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. That's me say oh. That's me say a beautiful bunch, a ripe banana. I did deadly lecture on club. With 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. With 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. That's me say oh. That's me say come Mr. Tallyman, tally me banana. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Permettetemi una volta tanto un appunto, 2 coristi speciali, perché il nostro Leonardo fra poco si imbarca in Accademia Navale e fra poco, questo è uno dei suoi ultimi concerti, e fra poco si imbarca, caro ragazzo. E Luigi a settembre fa 10 anni con me, con questo coro. Nobody
Signori, il brano più famoso del coro di Usini, Vendetta. Canto a soffrire dopo me, oh mamma mia, in cuddu tempo di strazio profondo. Quando s'affida un alleato a frate mio, senza aver fatto né arte né danno. Vidi un Antone suenne da essa mamma, consolate in sauca valente. Visu viore chi s'accera rienne, passo d'occo e sa prima campana. Non si podia sopportare tanto dolore, oh mamma mia, e ora devia incaricare, e l'ho fatto a petta io. Mori tu e pure mano mia, non ti perdono mai, hai morto a frate mio. Mori tu e pure mano mia, non ti perdono mai. Hai morto a frate mio. Sul corridoio è distrutto, mamma mia, però isso non devia campare. In sa galera podia pane e manni
Meno male è arrivato Matteo, così abbiamo potuto sentire Vendetta, e visto che la Vendetta è un piatto che va servito freddo, almeno c'è un pochino di fresco. Poco fa abbiamo ricordato qual è una delle filosofie che anima il festival, è quella del sostenere la sostenibilità ambientale. La casa è molto importante, è il nostro patrimonio, ma qual è la nostra prima casa? Qual è la casa più importante per tutti noi? La nostra terra, il nostro pianeta, per cui è il nostro dovere ogni giorno tutelarlo e proteggerlo. Per questo il Festival delle Bellezze ogni anno sceglie dei green partner proprio che ci supportano, e quest'anno, lo vedete anche da questo cartellone, il green partner di questa edizione è la Grimaldi Lines. Non so se è presente Elena Bilardi qua questa sera. Eccola qua! Allora le chiedo di avvicinarsi qui. Salve Elena e grazie per il supporto che ci date. Ho anche un messaggio, però lo leggo dopo, prego. Perfetto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito all'organizzazione. Grimaldi Lines vi ringrazia, è un partner sostenibile, assolutamente, la politica dell'azienda è assolutamente verso questo traguardo, speriamo di riuscirci nel più breve tempo possibile. Vi auguro buona serata, grazie a tutti. Grazie mille. E a questo proposito infatti leggo proprio un messaggio che ci arriva da Eugenio Cossu, che è l'amministratore delegato di Grimaldi. È abbastanza naturale, leggo, che Grimaldi sia vicino a un evento come il Festival delle Bellezze, un evento che nasce dall'amore per la cultura, dall'amore per la natura, per i beni ambientali, dall'amore per le nostre tradizioni. E a tutto questo anche Grimaldi fa riferimento, stando sempre vicino a chi questi eventi organizza e attuando tutti quegli interventi che vanno incontro alla salvaguardia della natura, al rispetto massimo dei beni ambientali e al rispetto delle tradizioni. Un esempio: le navi più importanti della flotta Grimaldi usano i carburanti in assoluto meno impattanti con l'ambiente naturale. Addirittura quando queste navi sono a circa 12 miglia dai porti, i motori vengono spenti e la nave viene spinta da batterie al litio che non producono nessuna emissione. Le ultime navi le ultime navi varate usano addirittura idrogeno. Ecco, questi pochi esempi per sottolineare ancora una volta quanto la Grimaldi ci tenga ad essere protagonista della mobilità sostenibile e quanto sia sempre vicina a chi la mobilità sostenibile persegue e a cui si ispira. Quindi grazie per quello che fate, è veramente importante perché il cambiamento climatico non è una leggenda metropolitana, assolutamente, e qui lo stiamo vivendo, e quindi non solo le grandi compagnie, le grandi aziende devono dare il buon esempio, ma naturalmente noi nel nostro piccolo possiamo sempre contribuire, non ce lo dimentichiamo mai. Detto questo, grazie. E quindi a Vincenzo siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla conclusione. Prima di fare il lungo elenco dei ringraziamenti, lungo perché in queste manifestazioni tutti noi siamo abituati a vedere chi sta in prima fila, quindi in questo caso Vincenzo, i ragazzi del coro, anche io qua davanti, però per ogni evento si muove veramente una macchina organizzativa importante, tutti danno il loro supporto e senza il più piccolo ingranaggio una macchina non potrebbe andare avanti. Il Festival delle Bellezze, proprio per tutti i principi che sostiene, è inserito nel bando Salute e Trigu, che è il bando della Camera di Commercio che supporta tutti gli eventi che promuovono il turismo, la sostenibilità ambientale e le nostre tradizioni. Quindi partirei appunto con ringraziamento alla Camera di Commercio. Proseguo nei ringraziamenti, ringraziamo ancora il Comune di Sassari che stasera è presente con l'assessora alla cultura Laura Useri, ma ho visto anche, se non sbaglio abbiamo visto anche un'altra assessora poco fa, la dottoressa Arru, c'era anche la dottoressa Arru che non vedo, però eccola là. Grazie per essere stata con noi, eccola. Ovviamente ringraziamo la dottoressa Domenica Lissia e tutto il sito di Monte Baranta. Ricordiamo che questa di stasera è un'apertura straordinaria, ci ha permesso di vivere un momento, speriamo anche per voi sia stato un momento magico, quindi anche appunto
la cooperativa che gestisce il sito, la Regione Sardegna, la direzione regionale dei musei della Sardegna nella persona del professor Stefano Giuliani, e per il supporto l'ingegnere Paolo Nieddu, ovviamente la Grimaldi Lines e tutto lo staff, il service audio con Attilio Lombardo e Massimo Spano, il fotografo Vagnazzu, i responsabili della sicurezza guidati da Bruno Piu, lo staff d'accoglienza con Eleonora Canopoli e Maddalena Boi, le forze dell'ordine, la Croce Azzurra di Ossi e il suo presidente Federico Donaera, Irinel Paolo Aio. I media part per la collaborazione, poi abbiamo diversi media partner, Teleregione Live che al canale 88 del digitale terrestre trasmetterà gli speciali televisivi del festival, Sardinia Live con Cesare Donati, Fabio Marotta, Chico Piu e Antonio Masia, Iso Image di Paolo Marras che ha curato le riprese aeree e l'agenzia Tixi, e abbiamo individuato, eccola là, dillo tu. Piera Porqueddu per l'agenzia. Grazie per essere qua, Piera. La soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, il soprintendente Bruno Billeci per la comunicazione Pino Melosu. I protagonisti di questa serata che speriamo abbia dato il via a una splendida estate per tutti voi, quindi le corali, i solisti, gli strumentisti e le loro famiglie, naturalmente il pubblico per essere stato qui con noi e per aver anche accettato il nostro invito di partecipare con teli, sedie da campeggio, insomma tutto ciò e potesse preservare questo luogo. Naturalmente Vincenzo Cossu E naturalmente la nostra responsabile ufficio stampa e conduttrice Manuela Muzzu. perché Vincenzo se ne dimentica sempre di salutarmi, quindi allora, quindi vi lasciamo adesso con l'ultimo brano scelto non a caso, perché quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'esordio discografico dei Queen. Signore, dammi qualcuno da amare, dice il brano. Abbiamo parlato di pace, abbiamo parlato di libertà, ma anche l'amore si lega al tema della libertà. Dice il saggio, qualunque cosa distrugga la libertà non è amore, deve trattarsi di altro, perché amore e libertà vanno a braccetto, sono due ali dello stesso gabbiano. A voi, Somebody to Love.
Grazie a tutti, buonanotte e buon inizio di festa.